C'è una formazione che nasce in tempi lontani, che nel tempo ha saputo trovare da quell'esperienza che è stata tramandata davvero il fulcro di una passione che loro davvero sanno raccontare con sentimento. Entrano nel gioco della rappresentazione una figura particolare, capimongiana, veramente sullo sfondo, tutta vestita di nero, una figura deforme ed è intenta a filare il filo della vita. Sembra una bestia curva sotto il peso degli anni. Questa vedova agita continuamente il filo di lana pendente dal filo che porta in mano ed è pronta a tagliarlo con le forbici sul segno di una nautoria. Alle figure degli occhi comunque ma la danno presente. Un applauso per Top Verdure Network di Montana.